All'Isola dei Conigli di Lampedusa avviate le demolizioni. Le sentenze erano state emesse 15 anni fa, ma nessuno le aveva mai eseguite, anche per via di alcuni ricorsi al TAR poi dichiarati inammissibili. Quelle villette sulla splendida riserva delle Pelagie erano del tutto abusive. Finalmente questa mattina sono iniziate le demolizioni. Sul posto a coordinare le operazioni c'è il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. 2 immobili sono stati già abbattuti dalle ruspe, per una terza struttura sembra si siano fatti avanti i proprietari, così da evitare ulteriori spese. Nell'operazione è impegnata una ditta di Borghetto in provincia di Palermo che si è aggiudicata l'appalto bandito dal comune di Lampedusa. Con gli operai ci sono le forze dell'ordine. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, assieme all'allora sindaco di Lampedusa Giussi Nicolini, nel marzo 2017 sottoscrissero il protocollo d'intesa per le demolizioni dei manufatti abusivi. Le sentenze passate in giudicato per abusivismo edilizio a Lampedusa sono in totale 54. In molti casi non si tratta però di interi immobili da radere al suolo, ma soprattutto in centro urbano di piccoli abusi. Una ventina i provvedimenti di demolizione notificati nei giorni scorsi. Alcuni degli ormai ex proprietari hanno già deciso, pare che procederanno autonomamente, altri invece riceveranno la visita delle ruspe dell'impresa che si è appaltata i lavori. Sono stati stanziati 200.000 euro. Il piano di demolizioni prevede di radere al suolo 6 o 7 immobili che sono presenti nella riserva naturale dell'Isola dei Conigli. Poi si passerà a quelli realizzati sulla fascia costiera entro i 150 metri dal mare. Così, procedendo, si dovrebbe arrivare a eliminare circa 42 abusi. Rimarrebbero poi dunque quelli realizzati in centro urbano. In questo caso non si tratta di intere costruzioni, ma di piccoli abusi.